Ciao a tutti ragazzi, sono Fabio di me. Oggi in questo episodio sono qua in questo episodio per mostrare i tipi di film di coronavirus. Onestamente, cosa ne penso? Questa maschera qui per mostrarvi cosa ne penso del Covid-19, che onestamente non vi ho su tutta, ma in realtà perché la situazione in Italia, che prima si diceva che non arrivava ed è arrivata, è una situazione incomprensibile. Infatti, tantissimo che il Covid-19 che abbiamo avuto in Italia e che obbliga le persone a costringere a rimanere in casa. Qualche spero che non diventa per sempre, perché dopo sono stati cancellati il carnevale, hanno detto che il show è stato brutto, so che non né Pasqua né altro, potete cancellare anche Halloween, poi in quei giorni lì, persino Natale, e poi Epifania e di nuovo Carnevale e tutto, tutte le feste, magari anche San Valentino pure. Per colpa di uno stupido virus bastardo, perché semplicemente questo virus è deficiente, è una specie di mostro che ti va lì, ti uccide, o magari il virus che entra dentro di te. Per esempio che è questo, il virus ti entra dentro di te, si fa e ti ammazza. E ti ammazza. Un po' come dare l'esempio di altre cose che siano così virus, ma onestamente non va bene che questo virus faccia imbambire la gente. Guarda, proprio da casa non poteva uscire per colpa di sto virus proprio. Ma se può essere voi questo dell'IKEA, voi, questo, per esempio, essere questo. Proprio voi essere questo qui dell'IKEA. Questo qui. È dovuto a questo poi è possibile che penso che poi se stesso anche le madri che non possono lasciare neanche a casa fuori, non possono neanche andare e poi dovuto alla legge che può andare solo un nucleo familiare per volta, non possono lasciarle, se ci sono poveri, genitori poveri, o madri singole, genitori poveri che non possono neanche andare, non hanno carte di credito, nulla, non possono, magari non hanno anche soldi, ma hanno solo i soldi contanti ma non possono pagare e neanche i vicini non sono poveri, potrebbero morire di fame se non cambiano sta stupida legge deficiente qua, anche se dopo il coronavirus. Perché è possibile che dopo il coronavirus spero che non capita che le stesse leggi rimangano anche se finisce il virus e che si rimangono solo esclusivamente quando c'è il virus. Perché non vuoi mica per esempio che poi per esempio i politici oppure Conti decidesse che tutti rimangono a casa per sempre, o che tutti si dicono, anche se avete il virus, voi potete festeggiare, ma a casa perché si può essere un turista infetto e quindi rimanete a casa per sempre. E onestamente non va bene proprio. E io parlo per un video su sta cosa proprio, perché onestamente non va bene proprio questa cosa qua. Potrei magari rimanere a casa per sempre e magari io proprio rimanere a casa per sempre. E poi sono militari ovunque, proprio sembra che adesso tutto si stia ma meno per colpa di sto virus. Quando si finisce poi magari potete dire stupide leggi come YouTube ha deciso di fare che i video per bambini non possono essere commentati perché hanno preso i dati dei bambini, sono stati multati e invece che rimediare e smettere hanno deciso di fare queste stupide regole. Tanto mi sa pare che YouTube mi sembra un po' gestito da altre volte da idioti che decidono solo stupidate, che vogliono fare solo stupide regole, stupide e basta. Tante volte YouTube. E questo virus bastardo, dato che sono fatto anche vari video contro il coronavirus dove insulta il coronavirus. Vabbè, dove fa il dito medio, il coronavirus, o che muore o altro così. Proprio per significare che questo è un virus tremendo. Mica adesso va a imbambire tutti i sindaci, in tutti i sindaci di questo virus di mente, che fa proprio capire male, perché poi c'è una persona come Vittorio Sgarbi che mi sa poter sì, che è un po' dato la testa il coronavirus, ma onestamente il coronavirus deve finire proprio, questo virus deve finire
E se non fossero arrivati dei cinesi anziani qua in Italia non sarebbe capitato il virus, oppure quando è capitata una cosa con la Cina. In Cina si doveva prevenire e tutto, ma adesso poi ci sono persone che avranno la mentalità stupida, che penseranno che tutti i modi infetta anche l'età siciliana. In realtà non è tutto infetto, ci sono alcuni paesi che non sono infetti, per fortuna, che sono ancora bianchi, ma l'Italia è ancora infetta da questo stupido virus e magari ci sono in vita, magari si infettano, tutti muoiamo poi per colpa di questo stupido virus, che deve finire assolutamente ora sto stupido virus deficiente di bastardo. Proprio sto virus scemo deve finire proprio. Non se ne può più. Poi potevi perdere i miei amici preziosi per colpa di sto virus, potevi non uscire per sempre, magari potevi esce, poi morire da diciottenne, no, morire, ma così, tanto che magari vorrei quasi fare questo, fare. Se avessi deciso sto allergiche proprio, più o meno non si può uscire anche se è finito il coronavirus, magari vado in piazza a protestare di sicuro, vado in comune a protestare. A protestare quasi contro lo Stato proprio, se finisse il virus e continuano a farsi male a casa. Sembra che sono ipocriti altre volte, un po' ipocriti, perché proprio si vanno a spedire a lavorare e poi magari non si fanno neanche lavorare, si rimangono a casa per il resto della nostra vita, a marcire in casa, proprio così, a marcire in casa. E se sono poi si possono, che sono i vicini, ma potevano non avere vicini anche le persone, certe persone. E quindi poteva dovuto essere domenica sono chiusi i supermercati, anche se decidi di così, persone che possono adesso, che possono essere l'unico modo per poter andare in quel giorno la domenica sono tutti morti di fame per colpa di uno stupido per stupide leggi causate dallo stupido coronavirus scemo dello stupido Covid-19, SARS-CoV-19, stupido virus deficiente. Proprio sto virus deve proprio andare all'inferno, le ceneri di questo virus stupido, bruciare, e dopo che bruciano queste ceneri del virus, brucia l'inferno, dopo che brucia l'inferno, fine. Così. E poi va bene che YouTube puoi modificare anche queste leggi dopo, le regole normative stupide dei video per bambini, se non le cambiano mi sa un casino di gente andrà a protestare contro la serie di YouTube, magari va bene che si va anche a distruggere un po', sfasciare tutto lo studio, finché qualcuno viene, un sacco di gente viene arrestata e poi modificano tutto o lo peggiorano ancora di più. Proprio che adesso su YouTube, per esempio, cose che sembrano stupide, per esempio non si può fare il post, non si può essere monetizzati se ha un canale perché quindi conti per creator che bambini sono rovinati, devono fare cose per tutti per guadagnare e soprattutto per fare i video e per fare anche i video in diretta sui video mobile devi avere proprio anche per fare i post 1 milione di iscritti o 1000 iscritti mi sa 11 milioni di iscritti quasi sembra stupidamente ma pare che per ragioni per evitare spammers o hater o pubblicità subito o per essere subito notati ma mi sembra solo una stupidata e in più la spiegazione è anche stupida come YouTube spiega che proprio dice che proprio non si ha un dato di iscritti e quindi non si, non si non rispetta, anzi in realtà dovrebbe dire non hai il numero sufficiente di iscritti per, per- per- per fare questo, non il vostro account non rispetta, perché mi sembra una stupidata, sembra che YouTube sia gestito semplicemente da stupidi, idioti, a volte deficienti anche YouTube, lo staff di YouTube, tanto che va bene che le loro leggi e le loro norme stupide se ne vanno subito fuori dalla finestra proprio di YouTube, proprio onestamente non va bene. Il SARS-CoV poi potrei perdere i miei amici più cari, proprio sono persone anziane che mi sa che voglio bene, li rispetto, e per colpa di sto virus io beccano potrei perdere. Poi adesso vivo così, proprio che se esci muori per colpa di sto virus bastardo, scemo. Poi mi sa che questo virus mi sa fare imbambire, poi il sindaco del comune dove vivo, che mi sa fare un po' imbambire di 20 secondi nel se vede la notizia di sto virus qua, potrei poi decidere anche fare dare ordinanze anche stupide per colpa di sto virus, quindi anche inusuali anche quando è finito il virus, intendo. Onestamente non va bene, e io non voglio mica proprio che tutti si imbambiscono per colpa di uno stupido virus della Cina.
poi potrebbe essere un giorno, potrebbe ritornare nel futuro la peste nera e moriamo tutti per colpa della peste nera. E onestamente non va bene. Proprio insomma, proprio moriremo tutti forse un giorno. Moriremo forse tutti un giorno. Tutti. Proprio vedo un po'. Proprio onestamente potremmo anche morire tutti un giorno e non va bene neanche questo. E non voglio che capite questa cosa qua. Proprio morire tutti non va bene. E comunque non sono neanche una parte di un culto, vabbè. Ho capito che un bambino mi ha commentato se facevo parte di un culto, ma in realtà non facevo nessun parte di nessun culto, perché indosso queste maschere solo per una questione di non mostrare il mio vero viso, perché se me lo mostro così, anche io il mio video l'ho mostrato un pezzo del mio viso, un pezzo, ma non gli occhi, quindi si capisce così. Ma almeno vabbè, perché tanto, dovuto a una questione di un video pedopornografico che mi sono pubblicato e i miei compagni potevano aver messo in giro, proprio perché mi prendevano in giro, ho fatto una critiata da minorenne, mi sono solo 16 anni, ma comunque, vabbè. Vabbè, ok, così. Comunque, va bene proprio che questo video si deve proprio passare e dobbiamo combattere proprio rimanendo a casa e va bene che proprio si protesta contro lo Stato se lo Stato si vuole far rimanere a casa per sempre. Va bene che ragazzi, tutti noi andiamo verso lo Stato protestiamo contro lo Stato se lo Stato si vuole far rimanere a casa anche se il virus finisce, quindi si va a protestare se fanno così. Il virus è finito, ma rimanete a casa per sempre perché si può sostituire un infetto. Balle, andiamo nello Stato a protestare finché non si allestano quasi, o finché non modificano le stupide leggi. Comunque ragazzi, dopo la parte di questo virus è tutto, e con Gabriele è tutto, e ciao a tutti. Mandiamo a quel paese il coronavirus e fine della storia, proprio famoso del coronavirus stupido che sta rimanendo la gente. E comunque ragazzi, ciao a tutti. Proprio sto virus proprio fa impazzire la gente, imbambire la gente. Comunque ciao a tutti ragazzi, con Gabriele di Mel è tutto. Chiudo, ciao a tutti.